Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi parliamo di prevenzione, in modo particolare degli eventi che sono previsti per domenica 9 ottobre. A tal proposito abbiamo come ospite, come gradita ospite, la professoressa Lorenza Driul, che è direttrice della struttura operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, oltre a essere appunto professore associato al Dipartimento di Area Medica. Buongiorno, grazie per essere con noi. Abbiamo detto, Buongiorno e grazie per l'invito. oggi non potevamo non parlare degli eventi previsti appunto per domenica 9 ottobre. Si parla di prevenzione a 360 gradi nel mese appunto dedicato, nel mese rosa dedicato proprio alla prevenzione, in modo particolare al tumore al seno, solo che per le donne non vengono colpite esclusivamente dal tumore al seno, ci sono altri tipi di tumore. Ce ne vuole parlare, professoressa Driul? Sì, il mese di ottobre è il mese della prevenzione e penso che la prevenzione sia assolutamente la migliore amica che abbiamo accanto. È il mese della prevenzione per il tumore al seno, che sicuramente, indubbiamente è il killer maggiore dal punto di vista delle neoplasie femminili. Però la giornata che abbiamo organizzato, il 9 di ottobre, è una giornata importante per ricordare con solidarietà e accanto alle donne già operate di altri tumori, perché oltre al tumore al seno ci sono altri tumori che sono più difficili da riconoscere e che sono anche purtroppo hanno un outcome e una prognosi anche peggiore. Ecco, vogliamo anche, no, capire quali sono questi tumori che talvolta, anzi spesso, sono subdoli, perché uno non si rende conto di avere questa patologia, questa neoplasia. Purtroppo, oltre al carcinoma appunto alla Sì. mammella, esiste il tumore dell'endometrio, esiste il tumore della cervice uterina, esiste il tumore dell'ovaio, che sono i tumori femminili oncologici che sono comunque frequenti e che comunque portano ad un'importante riduzione della sopravvivenza. Pensate che ogni anno in Italia ci sono circa 5.000 nuovi casi di cancro ovarico e in regione 160 donne sono affette da neoplasia ovarica. Ed è per questo che domenica abbiamo organizzato questo evento insieme proprio alle donne che sono state operate, insieme alle donne che hanno superato questo intervento e insieme alle donne proprio per dimostrare a loro la nostra vicinanza. È un'occasione per stare insieme a loro e per dimostrare che dopo il cancro si può comunque avere una buona qualità di vita, sempre se riusciamo ad arrivare prima. Ecco, dove vi ritroverete? Qual è il posto scelto per incontrarvi? Abbiamo scelto un posto a me molto caro perché è la Laguna di Grado e Ah, insieme e quindi abbiamo anche organizzato trascorrere una giornata piacevole nella Laguna di Grado, sì, quindi. insieme Sì. abbiamo pensato di condividere insieme al professor Vizzelli e al dottor Restaino che lavorano accanto a me una giornata insieme alle pazienti che sono state operate all'interno di questa clinica Sì. e andiamo tutti insieme a vedere la barcolana sperando in un buon tempo né cogliendo l'occasione di approfondire ulteriormente le problematiche legate al tumori ginecologici e anche per raccogliere dei fondi a sostegno della LIRT e a sostegno di un'associazione che si chiama Loto, che è un'associazione che è una onlus, sono associazioni no profit, che sono, in questo caso quest'ultima è una neonata in regione Friuli Venezia Giulia ed è stata creata, pensate, proprio dalle donne che sono sopravvissute al carcinoma dell'ovaio. Ed è per questo che i medici a bordo staranno insieme a loro e risponderanno alle loro domande e riprenderemo in esame anche il loro percorso. Beh, è un'iniziativa singolare, anche, sì, è nuova come iniziativa.
che effettivamente, no, colpisce. Vediamo se effettivamente riuscirete a sensibilizzare, no, il maggior numero di donne possibile, tanto più che appunto si diceva che le diagnosi troppo spesso appunto sono tardive. E qual è l'età generalmente della donna maggiormente a rischio? La donna maggiormente a rischio è tra i 50 e i 70 anni, ma non escludiamo anche purtroppo dei casi, ne abbiamo avuti in ragazze giovani. E purtroppo il carcinoma dell'ovaio è un tumore che non perdona, perché se diagnosticato in fase avanzata ha purtroppo una alta mortalità. Ed è per questo che noi vogliamo ricordare con questa giornata a tutte le donne di considerare e di non sottovalutare anche dei sintomi che sono aspecifici, perché mentre per il cancro al seno e per il cancro alla Sì. cervice abbiamo delle possibilità di screening e dobbiamo seguirle con il pap test, con la mammografia, per quanto riguarda gli altri tumori dobbiamo capire dei sintomi che spesso non sono così chiari, che possono essere subdoli, ma che dobbiamo assolutamente saper cogliere e comunicare al nostro medico di medicina generale o al ginecologo di riferimento o all'ostetrico. Quindi campanelli d'allarme, quali possono essere? Anche per aiutare le donne a capire, perché altrimenti uno si Sì. allarma, no? Stiamo creando forse magari anche un po' di allarme, perché uno sente un fastidietto, un dolorino, un qualche cosa e dice, oddio, non sarà mica qualcosa di grave. Ecco, proprio anche per capire effettivamente quando muoversi in questo E, senso. certo, i sintomi sono molto diversi, ci sono delle differenze Sì. interindividuali. Sicuramente il gonfiore improvviso addominale, un gonfiore importante, un senso di pressione, una difficoltà a mangiare, una perdita di appetito, una nausea importante, stanchezza e soprattutto questo senso di peso addominale possono essere i primi segnali che non devono essere sottovalutati insieme ad un sanguinamento non spiegato a livello vaginale. Ecco, ci sono, una volta diagnosticati, prima chiaramente Mm. dell'intervento, se non si arriva troppo tardi, che terapie ci sono? Oggi sappiamo che per avere la migliore prognosi dopo una diagnosi di carcinoma ovarico sono importanti due cose, l'alta specializzazione e la multidisciplinarità. È importante proprio essere trattati in strutture specializzate con ginecologi e oncologi dedicati e in un team multidisciplinare, perché questo migliora in maniera definitiva e decisiva l'outcome e la qualità di vita. Quindi il nostro consiglio è quello di far riferimento a dei centri, e in regione ce ne sono, oncologici dedicati, perché oggigiorno è importante sottolineare che esiste una nuova medicina, una medicina sempre di più di precisione, ci sono delle possibilità chirurgiche nuove, una chirurgia robotica e anche dei trattamenti farmacologici nuovi, ma in mano a persone dedicate, specializzate proprio in questo campo, i risultati sono sicuramente migliori. Senta, continuiamo a parlare ancora appunto di prevenzione, perché so che lei sta facendo un grande lavoro per quanto riguarda la prevenzione. Sì, io Eh, penso che la eh, prevenzione sia la nostra arma eh. e come donna, spesso lo ripeto anche a me stessa, siamo oberate dalla quotidianità e non prendiamo in considerazione di aderire semplicemente alle richieste che ci arrivano di pap test e di mammografie. Rispondiamo a queste screening, a queste chiamate attive, perché soltanto rispondendo allo screen abbiamo la possibilità di non abbassare mai la guardia, ma di guardare sempre a noi stessi attraverso proprio le possibilità che ci vengono offerte grazie appunto agli screening. Ma senta, qual è la sua impressione? Le donne più giovani effettivamente sono maggiormente sensibilizzate?
Ci Lo sono... spero, però spesso abbiamo sempre una scusa per non andare al distretto per il pap test. Vi ricordo che ci sono delle nuove tecniche oggi per il pap test che prevede addirittura un pap test non più ogni 3 anni, ma ogni 5 anni, quindi non è veramente un grosso impegno. Invece per quanto riguarda la mammografia veniamo chiamate ogni 2 anni e quindi andare a eseguire la mammografia è proprio una possibilità che non possiamo perderci. Bene, non posso fare altro che ringraziare la professoressa Lorenza Driul, quindi l'appuntamento è per domenica 9 ottobre. Buona Sì. Barcolana a questo punto, perché Grazie, sarete grazie, tutti grazie a insieme. Isabella, grazie a tutti voi e buon mese di ottobre, mese della prevenzione. Va Un bene, saluto a un tutti. saluto a tutti, un saluto anche a lei, grazie per essere stata con noi. Quindi l'appuntamento per la prossima puntata di Family, Salute e Benessere è per giovedì, sempre alla stessa ora. Arrivederci.